La nostra generazione è sempre stata vicino alla terra. Tutti hanno, secondo me, avuto possibilità di vederla, veder nascere un orto piuttosto che un frutteto. Per cui insomma, anche di andare in bicicletta nella campagna, per me era bellissimo. L'azienda agricola nasce nel 2000 con l'acquisto di questo fondo a Isola della Scala. Martin Gazzani sono i cognomi di entrambi, il mio e di mio marito. Siamo vicini a questo territorio, è l'origine della nostra famiglia ed è un territorio che ha avuto anche una valorizzazione di IGP, l'indicazione geografica protetta, per le acque di Risurgiva e la valorizzazione di un prodotto che è il riso vialone nano. L'azienda è nata prima di tutto con un grande interesse ambientale. Lavoriamo con i sovesci, con le rotazioni, per cui non c'è nessuna presenza di chimica in quello che è il residuo di analisi sui nostri prodotti. Adesso abbiamo in gestione 40 ettari totalmente biologici e di proprietà, insomma, perché crediamo fermamente a quello che facciamo. Il lavoro agricolo deve avvalersi del progresso, senza il progresso si rimane fermi. Quello che stiamo vivendo in questo momento, quello per cui io credo, è il progresso ambientale. Chi crede che l'ambiente vada rispettato con i suoi ritmi e le sue attività, potrebbe in futuro creare esperienze da condividere anche ad altri agricoltori o comunque ad altre persone che hanno interessi diversi ma vogliono investire su aziende agricole o insomma, per fare dei progetti oppure sostenere alcuni agricoltori. Per me il mio lavoro è soprattutto attenzione all'ambiente e passione per quello che sto svolgendo. Però l'attenzione all'ambiente la dedico con un risultato concreto di raccolta, di benessere per quello che do. Grazie al PSR noi abbiamo valorizzato un processo aziendale che è quello dell'essiccazione.